Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella Splash a sorpresa animaletto veneziano. Oggi parleremo di come, visto che delle amicizie mi hanno fatto delle domande infinite, come trovare o avere un aiuto per trovare l'anima gemella. L'anima gemella che poi praticamente è la nostra controparte, cioè siamo noi, no? O una nostra parte che è molto probabilmente 90%, al 99,9% dentro un altro corpo che praticamente sarà la nostra parte che a un certo punto si fonderà e creeremo questa scintilla che poi servirà con le altre 600.000 a creare l'anima prima dei cabalisti. Alcune amicizie, bisogna anche dire una cosa, che alcune volte alcune persone prese da entusiasmo vedono anime gemelle dove non ci sono. E quindi è chiaro che bisogna stare molto attenti in un certo senso, essere sensibili a vedere le cose come stanno. Però ci sono alcuni mezzi che ci danno l'aiuto per essere sicuro. Vi faccio un esempio, può capitare nella vita che alcune persone per 10-20 anni magari stanno bene con una persona, hanno un buon rapporto e poi ci si rendono conto che quella persona con cui stanno insieme non è l'anima gemella, cioè magari hanno delle bellissime cose insieme, una casa, un lavoro, un'attività, però c'è sempre qualcosa che manca, c'è sempre quella scintilla che praticamente, come si suol dire, non fa quadrare come si dice, il cerchio, no? E brava, ciao Claudia, grazie di esserti unita nel diario del marito veneziano. Allora, o nel canale YouTube del marito veneziano. Ecco, la Claudia fa una bella domanda. Quindi, poi, capite, le varie correnti di New Age incominciano a chiamare fiamma gemella, tanto per mettere un cerotto sulla diga. Però proprio per fare in modo, certo, poi salteranno fuori quelli che dicono è una questione karmica, devi incontrare, e questo è anche vero, cioè se noi fossimo nati imparati non avremmo bisogno di molte cose e faremo tutto da solo, però è chiaro che noi quando ci siamo in un certo senso distaccati alla formazione di questo mondo materiale dovevamo sperimentare certe emozioni, certi sentimenti, certe cose in questo mondo materiale, no? E quindi anche queste persone che magari noi pensiamo che siano l'anima gemella, l'anima della nostra vita, chiamatele poi come volete, a un certo punto, come ho già detto in altre pillole, una persona la mattina si sveglia, apre gli occhi e vede che il mulino bianco non c'è più, vede che le storie del mulino bianco non esistono più, Peter Pan se n'è andato, resta lui e la propria coscienza e la propria voglia di costruire e cercare l'anima gemella. Non è facile che una persona abbia queste emozioni, queste voglie di fare, perché chiaramente quando è imbrigliato in ritmi importanti giornalieri, chiaramente resta. Ciao Maria, grazie di esserti unita in diario Maletto Veneziano e nel canale Maletto Veneziano. Quindi lì ci vuole coraggio, il vostro maletto ha messo dei circuiti in cui si può attivare il coraggio nel sito capitano.intervista.org, ma anche nei vari gruppi Facebook dove Marietto e Hildegarda postano, anche quelli di Laura Ciofini e di Paola Chirilli. E quindi a un certo punto della propria vita le persone sono davanti allo specchio, si svegliano mattina, le donne generalmente sono più sensibili in questa direzione e verso i 30-40 anni incominciano a capire che il mulino bianco non esiste. Il mulino bianco non esiste, la celluloide adesso neanche più è digitale, la TV, quindi si mette a pensare a una soluzione e fare domande giustamente come fa la Claudia, no? Come facciamo a riconoscere? Perché nel cammin facendo della nostra vita abbiamo incontrato tanti suonatori di pifferi e tanti maestri e via dicendo. Ci sono tanti metodi, no? Ma prima di tutto bisogna sapere che esiste l'anima gemella, questo, perché in tante società, in tanti gruppi misterici, chiamatelo poi come tanti suonatori pifferi, la chiamano fiamma gemella, ma non è l'anima gemella.
tanto per mascherare le cannate e le scivolate che una persona fa. L'anima gemella, come ho detto, ci sono persone che nascono e hanno già dentro questo desiderio, e ci sono persone che appunto verso i 30 anni si svegliano, 30-40 anni, e adesso parliamo un po' di come si fa. Già Salomone, 6.000 anni fa, adesso non sappiamo veramente se Salomone è esistito, perché parlando col capitano dei Pini di Torino mi ha detto che esistito, era proprio una persona un po' particolare, per quei tempi era tantissimo. E lui sapeva già che esisteva quest'anima gemella, e non la chiamava chiaramente fiamma gemella, la chiamava proprio anima gemella. E aveva fatto un sigillo già 6.000 anni fa, capito? Cioè, più di 6.000 anni fa sicuramente. E quindi, se già 6.000 anni fa se ne parlava, cioè non è una cosa da New Age, no? Importata o dall'est o dall'ovest o dal sud o dal nord, cioè questa è una cosa che già 6.000 anni fa chi poteva permettersi, gli imperatori, i faraoni, chiamateli poi come volete, i re, no? Sapevano che avevano per forza di cose un'anima gemella, qualcosa che completava il piano. E aveva fatto un sigillo in particolare, è il sigillo di Venere 3, che è un sigillo praticamente che crea situazioni per incontrare, conoscere e entrare in relazione con le persone dei propri sogni, no? Propri sogni nel senso, proprio sogno inteso come l'incontro con l'anima gemella. Poi chiaro si può usare la radionica, nel ciondolino che Marietto vende si può applicare la vibrazione per avere più facilità di incontrare l'anima gemella, no? Però dovete sempre stare attenti che, come ha detto Marietto, la prima cosa da fare, ciao Federica, grazie di essere venuta, la prima cosa da fare, quando a un certo punto a 30 anni il mulino, sapete, i sogni muoiono all'alba, no? Dicono. Quindi quando a 30 anni, 40 o anche 50, ci sono persone anche 60, no? Un giorno si svegliano, non vedono più il mulino bianco nello specchio, vedono la realtà e dicono, cavolo, io ho perso 30, 40 anni, ho fatto 2 figli con una persona che neanche conosco perché è Pinco Pallino e via dicendo. E allora a quel punto lì bisogna trovare delle stampelle, no? Molti non vogliono affrontare questo viaggio, però vi ricordo vostro Marietto che questo viaggio, se non affrontate oggi che siete sani, oggi che potete avere delle informazioni e con pochi sforzi materiali potete anche raggiungere lo scopo, la prossima vita non è detto che uno nasce sano, forte, tutte queste cose qui. Quindi si sta giocando in questa vita molto. E chiaramente già io ho fatto presupposto che già chi ha il ciondolo, dal mio punto di vista, che costa 150 euro, è a metà strada, per esempio il fatto che ho visto i LIM quando io ero piccolino, cosa facevano quando vedevano la figura geometrica di quel ciondolo lì. E quindi una importanza ce l'ha, quindi chi lo acquista per forza non è una persona, tra virgolette, normale. E già lì a metà strada. Poi, come dicevo, il sigillo di Re Salomone, che già 6.000 anni fa ne parlavano, quindi se 6.000 anni fa gli imperatori, i re, insomma, chi poteva permettersi in quel range di persone, lo cercava l'anima gemella, perché ci sarà, cioè, capite? Non stiamo parlando del tipo che ha 200.000 visualizzazioni perché parla della fiamma gemella e che fino all'anno scorso, 10 anni prima, nessuno l'avrebbe mai visto per il semplice fatto che era invisibile. Cioè noi stiamo parlando di personaggi che hanno fatto la storia dell'umanità, che avevano creato degli strumenti per poter raggiungere o trovare o cercare o identificare l'anima gemella. I cabalisti chiaramente hanno sempre saputo di questa cosa qua. E infatti la Cabala, no, fino al 1995, più o meno, filoni di Cabala originali, chiaramente, perché poi ci sono spurie di Cabala, no? Praticamente, se uno non era sposato, aveva 2 figli e aveva più di 40 anni, la Cabala non poteva neanche iniziare a studiare. Quindi capite che c'erano dei paletti importanti. Dovete pensare che fino al 1900 l'età media di una persona, se arrivava a 35 anni, era già un miracolo, chiaramente senza denti, cieco perché chiaramente non poteva vedere, analfabeta. Quindi capite che la Cabala fino al 1900, se la Bibbia, la Chiesa Cattolica Romana, l'ha lasciata fino a 70-90 anni fa in latino, figuriamoci la Cabala come era protetta. Quindi se già Salomone
più o meno 6.000 anni fa, adesso millennio più, millennio meno, no? Aveva fatto questi strumenti vibrazionali per essere aiutati a trovare l'anima gemella, un perché ci sarà, un punto di domanda. I mezzi quindi cosa possono essere? Possono essere semplici, possono essere o un sigillo, no? O il ciondolo con dentro una vibrazione adeguata per trovare l'anima gemella. Poi purtroppo bisogna ammettere che bisogna fare delle scelte di campo. Ci sono persone che arrivano a 60 anni e capiscono di aver magari avuto un flirt, un matrimonio con persone solamente perché gli dà una sicurezza materiale, perché insito nelle persone a cercare di sopravvivere, no? Noi viviamo in periodi in cui si moriva di fame e quindi chiaramente se una persona nell'incarnazione prima è morta di fame, molto probabilmente cercherà dentro di sé una sicurezza materiale e magari si sposa con uno che ha un buon stipendio ma che magari o una che ha un buon stipendio che magari è un birichino e non lo vuole mollare, non tanto perché ha capito che non è la propria anima gemella, anzi magari ogni mattina che si alza prende un psicofarmaco per resistere. Però è una questione che bisogna capire una cosa: se in questa vita siamo sani bisogna giocarsela tutta, perché nella prossima vita, come ho già spiegato in altre pirne, alcuni potrebbero andare nel paradiso glissago ed è una cosa bruttissima, anche perché ci sono questi 300 anni dopo dove i cabalisti sanno che poi ci sarà un reset e quindi chiaramente è un discorso per gente cabalistica, questo non è un discorso per fiamme gemelle, New Age, vogliamoci tutti bene, arrivati gli arcangeli Gabriele, canalizzazione extraterrestre verso sinistra, queste cose qui capite che lasciano il tempo che trovano, fra 10 anni arriverà un altro che vede i pipistrelli rossi che gli danno delle, come si dice, delle informazioni e via giù un'altra moda, un altro modo, o energie dei pipistrelli rossi qua di là. Ma io sto parlando di cose che hanno più di 6.000 anni, cioè che vengono perpetuate in gruppi misterici. Quindi già chi a un certo punto della propria vita, no, si sveglia mattina e i sogni muoiono all'alba e non vede più il mulino bianco, ma vede la necessità di trovare l'anima gemella, a quel punto legge a metà strada. Legge a metà strada perché sa che c'è questa mancanza. Questa mancanza che non è la Vergine Maria e che non è il Giuseppe il falegname e che non è nessun altro che la vostra controparte che vi completerà per il cammino nella vita, in questa e nelle prossime vite, perché quando uno poi incontra l'anima gemella, chiaramente si rafforza questa forza, no? Questa unione, cioè vi completate e andate avanti poi nelle prossime vite. È chiaro che succede alcune volte che l'anima gemella si è un po' persa, nel senso che magari voi magari siete partiti bene nella vostra incarnazione, l'altra anima gemella è un po' un birichino, no? E allora lì, come già spiegato altre volte, bisogna fare delle pulizie radioniche proprio per tagliare queste spurie, queste ragnatele, perché purtroppo in questa società non ci sono solamente gli angeli colorati, roba del genere, ma ci sono gruppi misterici che vogliono frenare questa unione, no? E usano qualsiasi tipo di media, tipo social, tipo la TV, entrano nei cervelli delle persone senza che se ne rendano conto e si accampano con i loro messaggi subliminali. E quindi se uno incontra la propria anima gemella è chiaro che bisogna cominciare a fare delle pulizie per queste persone e in alcuni casi se uno è proprio sicuro, no? E allora si fanno indagini radiostesiche e quant'altro, bisogna, se si vuole, influenzare il fatto che lui si svegli, no? Si possono usare dei rituali di Venere, no? Rituali propiziatori, o delle indagini. Poi sta tutta la persona, è chiaro che dall'esoterista ci va anche solamente la persona innamorata che non sa niente dell'anima gemella, no? Però questa pillola è proprio data per quelle persone che a un certo punto si svegliano la mattina, il mulino bianco ormai è fuori dalla propria mente, no? I propri sogni di principe azzurro sono morti, no? E questa persona dice: io nella prossima vita non voglio andare in paradiso glissago o essere preso in Siberia o quant'altro, no? E allora a questo punto deve cercare la controparte, quella parte che la completerà per fare la scalata e la Keter per ritornare alla Keter, cioè la Rishimoto.
E quindi incomincia a bussare a tutte le porte. Se trova il Marietto o la Hildegarda è già un buon punto di partenza. Può trovare tantissimi altri cabalisti bravissimi che spiegano bene, in modo Crivelli, ad esempio, ha fatto dei bellissimi libri in cui accenna e in alcuni casi in profondità scrive la cosa. Chiaro che non potete fare un discorso del genere con gente che dice vogliamoci tutti bene, a destra e a sinistra, amore colorato, e poi il primo gradino tira giù 3 santini, capite? Bisogna essere realisti, obiettivi, essere in chiaro su cosa si va a cercare. Non è, perché poi bisogna dire un'altra cosa. Io adesso sto parlando dei casi più tristi, no? Però ci può essere anche l'anima gemella che vi sta cercando, quindi è fuori dalla porta, e voi magari siete imbrigliati con uno che magari ha conto in banca grosso, magari vi paga la borsetta da 1800 euro di difendi, faccio un esempio, e voi siete incastrati lì sapendo che esiste e lui vi sta cercando, no? Quindi capite che sono delle situazioni in cui il primo che si sveglia è meglio che si mette in opera. Può capitare anche che la vostra anima gemella sia proprio l'ultima persona che voi avreste pensato, magari, però la dovete aiutare, perché se no in ogni caso non vi completate, cioè nel senso che è come il primo che si sveglia deve attivarsi a creare tutte quelle forme propositive per fare in modo che vi trovate. E chiaramente uno può essere anche dall'altra parte del mondo, può essere a 1400 km di distanza, ma alla fine, se si fa tutti i passi giusti, alla fine arriva. Può essere anche un'anima gemella che in questo momento, non dico che ha picchiato la testa, ma vive dentro un mulino bianco, no? Allora capite che, chiaro che quando uno vede che questa anima gemella è proprio così, che poi è lui stesso, o solamente la metà, dice che sono messo male adesso, si fanno le pulizie radioniche, oppure se non si hanno i soldi si incomincia a attivare tutti i circuiti, no? E poi si lascia il tempo, oppure se si ha qualche euro si fa la Dagida, oppure riti propiziatori di Venere, o riti di altro tipo molto importanti, per fare in modo che lui a un certo punto si scrosti da questo mulino bianco. Io chiamo mulino bianco, però questo sistema di fiamme gemelle, insomma tutte quelle cose che girano adesso in New Age, che avranno 5-6 anni, ha fatto magari qualche libro 30 anni fa, qualche tipo che voleva depistare, ma nella realtà si chiama anima gemella. Poi è chiaro che uno invece può anche capitare che si innamori di una persona che non è l'anima gemella, no? E allora la vede come anima gemella, inizia con riti operativa. Se si fa un'indagine seria radiostesica e radionica, no? Si esce alla fine se è un'anima gemella o meno, no? Io consiglio, poi ci sono, chiaro, le persone che fanno altre operazioni, no? Però non le conosco, non mi interessa. Però per quanto riguarda il Marietto, posso dire che si fanno delle indagini radioniche serie, no? Capita alcune volte che alcune persone si innamorano di altre, no? Per vari fattori, come ho detto, nel suo conscio è morto di fame nella vita prima, che il 90% della popolazione moriva di fame, e in questa vita qui vede uno col borsellino a fisarmonica e dice: è la mia anima gemella, no? È chiaro che quando chiede al Marietto cerca di essere elegante e spiegargli: guarda che forse è meglio che lasci stare. Però alcune persone sono così, come si dice, un po' prese da questa mancanza di materia della vita prima, che vogliono ricostruire una sicurezza e vedono nella materialità l'anima gemella. E lì è la cosa più pericolosa, perché poi si disperde, poi magari questo tipo qui materialista vede solo la materia, la donna la vede come un oggetto, o viceversa, può esserci una donna che vede l'uomo come un oggetto. Capite? Ci sono delle cose che fanno perdere energie. Allora l'ideale cos'è? Una pulizia su se stessi, il ciondolotto, perché così si è sicuri al 100% che si è protetti, no? E poi è chiaro che se è il karma, tra virgolette, che aiuta un pochettino a individuare l'anima gemella, perché prima o poi nella vita uno la incontra, cioè, voglio dire, deve averle fatte proprio grosse, deve essere proprio nel paradiso di Brissago, o sulla Luna, o in sé, o sotto la Siberia, o qualche prigione sulle navi, per non incontrare la propria anima gemella, no? Cioè deve essere proprio un personaggio che... io parlo sempre per quelle 600.000 anime, gli altri non so cosa dire, no?
E quindi, per forza di cose, il primo che si sveglia ha queste attrezzature. E Salomone 6.000 anni fa già pensava a lui, pensava a quei 600.000 che un giorno avrebbero dovuto riunirsi per poi salire alla Keter, cioè la Reshimon, no? A me da piccolino, quando a 15 anni sono venuti questo gruppo di cabalisti a parlare, di anime gemelle non hanno parlato, anzi mi hanno detto di stare attento a dei nomi, no? Che in quel momento ero troppo piccolino, no? Sapete, quando sei piccolino il mondo è molto circoscritto, no? Poi crescendo, no? Chiaramente quei nomi sono arrivati e io come un pirla ci sono caduto dentro, no? Con loro dicevano no, ci sto attento, anche se non so chi sono, ma loro hanno già visto che ci sarà caduto un pirla, no? Però questo era il mio cammino, il mio Reshimot, e anzi mi hanno detto che sarei stato anche uno terribilissimo nel futuro, però chi mi avrebbe toccato avrebbe conosciuto la Keter nera, perché bisogna anche dire una cosa, che i cabalisti parlano sempre di Keter bianca, no? Fra di loro, però sanno anche che chi tocca un cabalista va a toccare la Keter nera, che è una cosa che io non conosco, però si vede che purtroppo qualcuno la toccherà. Quindi chi è cabalista può parlare, dal mio punto di vista, di anime gemelle. Chi non è cabalista, no, può anche parlare scimmiottare, ma non funziona perché Salomone stava usando tecniche cabaliste 6.000 anni fa, capite? E stava già parlando a noi 6.000 anni dopo, per il semplice fatto che questa cosa qui c'era 6.000 anni. Cioè 6.000, ci sarà da più anni, no? Però stiamo parlando per quelle persone che a un certo punto alla mattina muore il sogno di un mulino bianco e dicono io in questa vita si alzano massicci e grintosi, per non dire un'altra parola, e dico io devo cercare quella parte di me che mi manca e che insieme dobbiamo ritornare alla Keter. Per molti, c'è Michela, per molti la Keter non sanno neanche cos'è, è praticamente l'Enzov, cioè la luce, come si dice, il paradiso terrestre dei cattolici, solo che per i cattolici finisce in una vita, una botta di vita e basta. Invece per i cabalisti è un continuo divenire fin quando le 600.000 anime che costruiscono praticamente l'Adamo primo, no? Si riuniscono e ritornano in questa beatitudine. No? Ci sono dei cabalisti che, come già detto, sono arrivati molto prima perché hanno costruito questa scala, no? Che, di 125 gradini, e ci sono gli altri come tutti noi. Poi ci sono anche dei cabalisti che erano su in cima, no? E hanno lasciato tutto, hanno lasciato la beatitudine per tornare indietro e aiutare gli altri a risalire. E il problema di questi cabalisti è che quando tornano indietro, visto che nel loro essere non c'era cattiveria, devono imparare la cattiveria per poter aiutare gli altri, no? E allora lì si vede dei cabalisti che si dice questo non può essere cabalista, è troppo duro, no? Troppo cattivo, eppure sono i santissimi, sono quelle persone che hanno preso tante legnate, ma lo fanno solamente per poter portare la cabala alle altre persone, no? Perché se no la cabala qui in Europa dopo il 1995 non sarebbe mai arrivata, se non ci fossero stati questi santissimi che sono scesi, si sono fatti massacrare, hanno anche colpito, e oggi noi se siamo qui davanti al computer a ascoltare Marietto lo dobbiamo anche a questi cabalisti, questi rabbi che sono scesi, si sono tolti i guanti bianchi e hanno cominciato a fare quello che devono fare per salvare queste anime, no? Perché quando voi cercate l'anima gemella non cercate solamente, come si suol dire, un uomo di carne e ossa, voi cercate una parte di voi che vi porterà alla Keter, alla salvezza, quello che i cattolici con Gesù parlano della salvezza dell'anima, i cabalisti, ciao Luigina, grazie, i cabalisti la chiamano anima gemella che porta poi alla Keter. Quindi, riassumendo per quella domanda di quella bellissima amicizia, mi ha chiesto come si fa a raggiungere. Beh, i mezzi sono o il ciondolino, che molto probabilmente quell'amicizia l'ha già presa, e già lì siamo a metà dell'opera perché uno si protegge e per questo simbolino che ha acquistato, dal mio punto di vista, nessun lì avrebbe mai permesso che uno se lo possa prendere. E quindi vuol dire che c'è già uno schermo, no? Di protezione vibrazionale. E poi si può mettere dei circuiti con degli intenti, no? E poi purtroppo bisogna fare delle scelte di campo, perché io conosco gente di 20 anni fa, miei clienti, che quando si parlava di questa cosa qua, aveva preferito, capite, come Giuda, no? Giuda a un certo punto, cioè ci sono stati due che hanno tradito il Cristo, no? Giuda e Pietro. Pietro al terzo
canto del gallo si è pentito, e Giuda invece per 30 denari non si è pentito. La differenza, ciao Cristina, la differenza fra Giuda e Pietro è che Giuda appunto si è pentito di avere rinnegato il Cristo ed è stato salvato in certo senso. Invece Giuda per 30 denari l'ha baciato, ma ha voluto tenersi i 30 denari e si è pentito troppo tardi. Quindi Giuda si è impiccato e come si dice, Pietro no. Adesso, i cabalisti non si impiccano di sicuro, no? Chiaramente loro hanno il loro percorso, e ve l'ho detto, adesso siamo nel top dell'evoluzione per i cabalisti, un periodo migliore, più tutti sanno leggere, tutti sanno scrivere, tutti praticamente con pochi euro possono permettersi un cellulare, ed è adesso il momento di fare lo sforzo di cercare l'anima gemella, no? Perché poi dopo, come 30 anni fa, queste persone che avevano tutta la potenza economica di farlo hanno preferito i 30 denari che rinnegare magari una scelta di campo fatta solamente perché sembrava la via più comoda, materialmente parlando. Ma molte volte, come dicono, le cose cambiano, e queste persone adesso, io quando mi volto e vedo i loro viaggi sul Mediterraneo, le loro crociere, e poi vedo la fine che hanno fatto, no? E altre persone invece che hanno fatto una scelta di campo impegnativa a quei tempi, dove c'erano solo salite e sofferenze, e adesso vedo che invece adagio adagio, a piccole gocce, hanno raggiunto dei risultati importanti anche a livello spirituale con la loro anima gemella e via dicendo. Quindi alcune volte vi potrebbe capitare che l'anima gemella non è proprio quello che vi immaginate, il principe azzurro di qua di là, ma quello siete voi. Siete voi nella versione magari più povera a livello mentale, fisico, intellettuale, e la dovete aiutare. Quindi, per quelle persone che si sono messe in testa che l'anima gemella è un cavaliere azzurro, può capitare, perché è colpo di fortuna, tra virgolette, perché siete anche voi un cavaliere azzurro, no? Un principe azzurro. Ma se per disgrazia la vostra anima gemella è un po' claudicante, quello lì lo dovete aiutare, perché è la vostra controparte che vi aiuterà a salire verso la Keter. La Keter, ci sono questi 125 gradini che bisogna fare, non ci sono santi e tutti li faranno. È chiaro che più avanti si va nel tempo, è come il computer, no? O il cellulare. 20 anni fa c'erano pochi che usavano il cellulare, adesso praticamente il cellulare è venuto a portare tutti, più o meno tutti sanno andare su Face e chattare. È la stessa cosa l'evoluzione della Kabbalah, ci sarà un momento che tutti, come il cellulare, tutti i cabalisti, potranno usare, e i link potranno stare lì alla finestra a fare tutte le porcherie che vogliono, ma macelleranno solo i loro, non quelli che praticamente sono cabalisti, perché ci sarà uno scherzo. Quindi, riassumendo, la prima cosa che uno deve fare dal mio punto di vista è andare nel sito capitano.de, scaricare gratis tutti gli ebook dove ci sono tutte le protezioni e attivare, che sia cabalista o meno, poco un po'. Quindi si va sul sicuro, quindi uno può essere che non cabalista, funziona adesso anche se non ci crede. Quando poi a un certo punto questi circuiti hanno cominciato a funzionare e cominciano a tagliare le spurie, chi è cabalista a un certo punto, la mattina si sveglia e dice: cavolo, Marietto ha ragione, cavolo, il mulino bianco è poi una cosa un pochettino inventata, e comincerà a cercare sui vari social. C'è chi parla con gli astronavi, extraterrestri, c'è chi ha, come si dice, l'amore illuminato, sapete, quelli che dicono cammino sull'acqua perché ho amore a destra e a sinistra, poi picchiano il carrello della spesa, come tirano giù 3 santini e lì l'amore finisce già, no? Poi ci sono quelli che sono cabalisti e sanno che non ne arriva l'amore giù dal cielo grazie, bisogna farsi un mazzo, e cominciano a cercare delle soluzioni concrete, quindi la pulizia radionica, studiare i vari libri che il vostro marietto vi ha consigliato, no? Perché sono dei libri base che se uno già le ha in casa, perché come già detto molte volte il vostro marietto, il Messia, è già sceso da dentro nei libri cabalistici, quindi non bisogna aspettare come i cristiani il ritorno del Messia, che non tornerà mai così, no? Ma il Messia è già dentro nei libri cabalistici. E poi chiaramente, se si può, si prende il ciondolotto. Parlo per me, gli altri cabalisti avranno altri mezzi, loro venderanno moltissimi più libri e roba del genere, no? E poi dopo, come vi ho detto io, la via più, tra virgolette, non semplice, ma la via che già Solomone aveva spiegato 6.000 anni fa, un bel sigillo, e il sigillo
di Venere 3 aiuta proprio a cercare la persona dei propri sogni, che si intende l'anima gemella. E poi è chiaro, dopo ci sono le prese di posizione. Se voi la trovate e questo qui o questa qui è un povero disgraziato perché per la vita, no, ha fatto degli errori oppure ha voluto vivere un determinato tipo di modo. Ci sono persone, io ho conosciuto degli yogi, no, che nessuno avrebbe mai pensato che erano degli yogi, perché erano persone semplicissime, non gli fregava niente del mulino bianco, erano persone fatte così, avevano deciso di fare questa vita, no? Però se uno li toccava, toccava la Keter praticamente, proprio li toccava fisicamente. Quindi, capite, dopo sta a voi, quando l'avete individuata e trovata, bisogna capire. Se siete cabalisti, allora farete di tutto per raggiungere l'obiettivo. Se siete dei Giuda, purtroppo il prezzo finale post repieto è il basso strale. Quindi questo video l'avete capito per cabalisti. Gli altri purtroppo io non, cioè, voglio dire, non posso mettere la mano sul fuoco di persone che non so dove andranno. Però so che se i cabalisti fanno le cose giuste e corrette, la cosa funziona, perché il vostro marietto 15 anni, e adesso ne ha quasi 60, ha già visto che cos'è l'enzofnio, ed è una cosa, e vale la pena combattere fino all'ultimo respiro della propria vita per cercare l'anima gemella. Bene, quindi spero di aver risposto alla mia amicizia, che mi ha fatto una bellissima domanda, e chiaramente la mia amicizia ha già preso il ciondolotto, quindi già al 90% dell'opera. Poi chiaro, sapete, io ho il vantaggio di aver visto gli IM cosa fanno per non, come si suol dire, fare in modo che questa figura geometrica vada nelle case delle persone. Già averla è un miracolo, cioè quelle persone che l'hanno avuto non sono persone normali dal mio punto di vista, proprio perché io ho visto quando avevo 7 anni la cattiveria, l'aggressività, l'odio, tutto quello che potevano avere dentro di sé per poter fermare questa espansione di conoscenza, no? Perché questo ciondolino ha delle vibrazioni al di là di tutto, che neanche un cabalista riesce a descrivere, perché sono al di là della forma del pensiero umano. E poi ci sono queste piccole stampelle, tipo il sigillo di Venere 3, che chiaramente aiuta, e poi va alla Keter, che arrivi il più presto possibile. Però vi garantisco che alcune volte non è che dovete pensare che sia un principe azzurro, può essere anche una persona semplice, che siete voi in un'altra versione, che praticamente vi sta magari aspettando, no? Cercando e via dicendo. Chiaro che poi quando la raggiungerete la vita cambia sicuramente in meglio, però ci saranno certi gradini da fare, questo è indubbio. Quindi quando sentite quegli affabulatori che parlano di narcisisti per 20 pillole di fila, parlano di narcisisti, quando sotto sotto vi vogliono condizionare a usare strategie per catturare quel tipo che vi siete innamorati, ma che in fondo quel tipo lì è un narcisista, no? È un tipo che corre dietro il mulino bianco, perché alla fine il concetto è questo, cioè la gente vuole, in un certo senso, star sempre bene a livello fisico-materiale per vari motivi delle vite prime, come vi ho detto, perché se avesse un briciolo di conoscenza non seguirebbe certe strade. E poi dopo, capite, sta a voi seguire la strada giusta. Più di questo il marietto e la Hilde non possono fare. Quando noi facciamo le live delle Sibille, molte volte vediamo che una persona magari è contenta se gli diciamo di sì, raggiungerà quel tipo lì, ma si vede già che magari quel tipo lì, sì, lo raggiungerà, magari per 6 mesi sarà felice, ma poi avrà magari 30 anni di calvario, di Golgota, e quindi molte volte anche le Sibille dicono come stanno le cose, però le persone sono un po' da mulino bianco. Quindi l'ideale delle persone è cercare l'anima gemella. Alla mattina svegliarsi massicci e aggressivi, per non dire un'altra parola, e dire io cavolo voglio trovare l'anima gemella, perché se non avete avuto la fortuna di andare a vedere cos'è il paradiso di Brissago, vi trovate le peggiori persone che tra l'altro nella vita prima magari erano imperatori, re, faraoni, chiamateli pure papi, roba del genere. E a questo punto uno fa retromarcia, una retromarcia furiosa, e dice no, meglio l'anima gemella. Bene, cari amici, vi ricordo allora che la cosa principale è il ciondolotto, la pulizia, e poi chiaramente il sigillo di Venere 3, fatto da Salomone 6.000 anni fa. Quindi quando qualcuno mi dice
6.000 anni fa questi venditori di pentole, di consigli su come catturare le persone, le fiamme gemelle, la New Age, gli extraterrestri, e io do solo amore. Lasciate stare queste cose qui, girate l'angolo, cliccate, fate stop, delete, sperate che un virus vi entri nel PC per togliervi queste spurie e compratevi quei libri che vi ho detto, perché quei libri lì hanno dentro, come si suol dire, delle scintille che sono poi il messia, che solamente averli in casa, soprattutto solo quelle di, come si dice, di Kabbalah, emanano delle forze che sono potentissime come circuiti radionici, come alcuni circuiti radionici, capite? E poi dopo è la Keter che decide, non è Marietto o quant'altro. Bene, cari amici, io vi saluto, grazie di avermi seguito fino a qui e ringraziamo la nostra Cristina che ha fatto questa domanda nei gruppi e nei canali YouTube. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!